L'esercito dell'Azerbaigian ha vinto la guerra nel Nagorno-Karabakh, raggiunta una tregua con l'Armenia, negoziata da Putin e Erdogan. In Polonia le politiche contro la comunità LGBT diventano sempre più aggressive, anche a livello di amministrazioni comunali. L'Estonia per ora resiste all'aumento vertiginoso delle infezioni da Covid con una politica di autoisolamento dei propri cittadini. La recente introduzione della sanità pubblica anche a Cipro aiuta l'isola a combattere con più efficacia il coronavirus. Quo Vadis, Aida, film della regista bosniaca Jasmila Šbanić che racconta il genocidio di Srebrenica. E tregua in Nagorno-Karabakh, una tregua concordata dal presidente russo Putin e dal suo omologo turco Erdogan e imposta da azeri e armeni. Una tregua che arriva dopo 6 settimane di guerra e migliaia di morti. La guerra è stata vinta dagli azeri. Decisiva la conquista della città di Shusha a pochi chilometri da Stepanakert, capitale dell'autoproclamata Repubblica degli Armeni del Nagorno-Karabakh. L'esercito del presidente Aliyev ha riconquistato le aree adiacenti a quello che era il Nagorno-Karabakh in epoca sovietica e che gli armeni avevano conquistato 28 anni fa scacciando la popolazione azera. Per quanto riguarda il conflitto del Nagorno-Karabakh in particolare, è sempre importante ricordare la distinzione tra quella che era l'area abitata a maggioranza armena, storicamente e anche in epoca sovietica riconosciuta come autonomia, quindi il Nagorno-Karabakh strettamente inteso, e i territori adiacenti, che invece erano, fino al conflitto di inizio anni 90, erano abitati prevalentemente da azeri. Quindi se per la prima parte è legittimo parlare di diritto all'autodeterminazione, per la seconda questo non ha mai avuto senso, non ha mai avuto senso parlare di autodeterminazione degli armeni per questi territori adiacenti. Questa distinzione in qualche misura è stata presa in considerazione anche nel cessate il fuoco stipulato tra le parti con la mediazione russa. Quindi in questo accordo i territori adiacenti passano per intero sotto controllo dell'Azerbaigian, mentre almeno una parte del Nagorno-Karabakh strettamente inteso rimane apparentemente sotto il controllo della parte armena con forze di pace russe. La vittoria azera è il frutto di una indiscussa superiorità tecnologica degli armamenti pagata dal presidente Aliyev con i profitti delle vendite di idrocarburi. Armi israeliane e turche che hanno fatto la differenza, soprattutto i droni usati per la prima volta in modo sistematico in una guerra. L'Armenia e il suo esercito invece non si sono dimostrati all'altezza ed hanno evitato una sconfitta totale solo grazie all'intervento diplomatico di Putin. Il premier armeno Pashinyan ha dovuto firmare la tregua, una capitolazione, dare moto e poi comunicare al popolo che ha reagito devastando a Yerevan il Parlamento e il palazzo del governo. La Russia si pone come garante di un cessate il fuoco, dimostrando la sua continua influenza nella regione, soprattutto quando si tratta di forze militari, quando c'è bisogno di una forza militare sul terreno. Vedremo nei prossimi mesi e anni se questo accordo garantirà un minimo di stabilità e soprattutto vedremo nei prossimi mesi se in queste nuove circostanze, quando non più militare sarà la dimensione dominante, ma se in questo contesto anche Unione Europea e altri attori internazionali marginalizzati in questa fase riusciranno ad esprimere in modo più diretto la loro influenza e soprattutto avere un impatto positivo sulle dinamiche di lungo periodo del conflitto. L'interposizione dei paracadutisti russi dovrebbe evitare episodi di pulizia etnica. Ai nostri microfoni la scrittrice Antonia Arslan nella puntata del 1 novembre aveva denunciato il pericolo che la riconquista azera in Nagorno-Karabakh si trasformi in un nuovo genocidio ai danni degli armeni. All'autrice della masseria delle allodole replica l'ambasciatore azero in Italia. Il conflitto del Nagorno-Karabakh non è un conflitto religioso ma territoriale che nasce dalle rivendicazioni territoriali dell'Armenia contro l'Azerbaigian. Da 30 anni che l'Armenia ha occupato il 20% del territorio dell'Azerbaigian, che consiste nel Nagorno-Karabakh e 7 distretti adiacenti, dove ha fatto pulizia etnica contro tutti gli azerbaigiani. Oggi il mio paese conta oltre 1 milione di rifugiati e profughi. Armenia dà deliberatamente la connotazione religiosa a questo conflitto per sensibilizzare l'opinione pubblica al suo favore. Azerbaigian è un paese multiculturale, in Azerbaigian vivono migliaia di armeni, al centro di Baku c'è anche una chiesa armena. Non abbiamo nessun problema con la comunità armena del Nagorno-Karabakh, il nostro problema è l'esercito di occupazione dell'Armenia. Azeri e armeni dicono di combattere per la propria sovranità.
Per ora l'unico risultato che hanno ottenuto è stato il ritorno in Caucaso del progetto imperiale russo. È la sera dello scorso venerdì 7 agosto. L'italiano Pietro Basso, pugliese di 35 anni che vive e lavora a Varsavia da 5, riprende una manifestazione della comunità LGBT nel centro della città. Poco dopo pubblica il video sul suo profilo Facebook. È in corso una protesta contro l'arresto di una giovane attivista. Pietro, pur appoggiando le ragioni della manifestazione, rimane in disparte e sostiene: quando gira in video è vicino agli operatori dell'informazione ed altri curiosi con il cellulare in mano. Poco dopo la polizia interviene e arresta decine di persone. Come riconosce il difensore civico polacco, viene portato in prigione anche chi è estraneo alla protesta. Tra i 48 detenuti c'è un solo straniero, proprio Pietro, che per la prima volta nella sua vita si ritrova dietro le sbarre prima di venire rilasciato il giorno successivo. Ad un certo punto, verso le 8:45, 8:50, la polizia mi ha fermato chiedendomi, di seguirli, e io pensavo che fosse un controllo documenti, una formalità, mentre loro invece mi hanno tenuto per una notte praticamente in cella. Sono stato trattato in maniera rispettosa, ma ripeto, questo non toglie, secondo me, la gravità anche di aver preso delle persone a caso che erano lì. Le grandi dimostrazioni seguite alla pressoché totale abolizione dell'aborto decise dalla Corte Costituzionale ad ottobre erano state anticipate dalla protesta di agosto della comunità omosessuale, che mostra con orgoglio, quando può, la bandiera arcobaleno. Il clima è rimasto teso dopo la rielezione alla presidenza della Repubblica del conservatore Andrzej Duda, che aveva parlato dell'LGBT come di un'ideologia più pericolosa del comunismo, subendo contestazioni durante i suoi comizi. Il 7 agosto la persona che la polizia doveva arrestare era Margot, la leader transessuale di un movimento le cui tattiche la stessa comunità LGBT non condivide appieno. La 25enne era accusata di aver aggredito l'autista di un camioncino, a sua volta danneggiato, con il quale la Fondazione per il diritto alla vita propaganda le proprie idee ritenute infamanti, come l'accostamento tra omosessualità e pedofilia. Temi d'attualità in Polonia e parte del dibattito pubblico. Sono un centinaio le amministrazioni locali che si sono dichiarate libere dall'LGBT, una discriminazione inaccettabile per gli attivisti del mondo omosessuale. Uno di loro, in segno di protesta, ha appeso un cartello all'ingresso dei comuni interessati. Chi si oppone all'estensione dei diritti per gli LGBT spiega invece che le zone vanno intese come libere dalla cosiddetta ideologia, non dalle persone. Attivista LGBT. L'attivista LGBT produce informazioni false, è l'eroe dei media occidentali. È tutta una bugia e non capisco come i media occidentali possano ripetere questa bugia, la cui verifica è molto semplice. La verità sulle presunte zone libere dagli LGBT la può vedere per strada, non deve chiedermela. Siamo andati a Skierniewice, uno dei comuni che ha approvato una risoluzione a favore della famiglia tradizionale, per chiedere ai passanti cosa ne pensassero. Pochi però hanno dimostrato un vero interesse nell'argomento, percepito come distante dalla propria realtà. In TV vedo che agiscono aggressivamente, ma non ho un'opinione precisa perché è qualcosa di nuovo. Non mi danno fastidio i gay, mi innervosisce solo tutto questo dibattito. Dovremmo avere tutti gli stessi diritti. La prima ondata della pandemia qui praticamente non si è vista. Un lockdown preventivo in primavera ha fatto sì che il coronavirus quasi sfiorasse l'Estonia. Al momento della nostra visita in tutto il paese si contavano 37 contagi giornalieri e 5 posti letto in intensiva occupati su una popolazione di 1.300.000 persone. La microbiologa Iria Luzzar è capo della commissione scientifica che consiglia il governo estone sulle strategie anti-Covid. L'Estonia, come i suoi vicini a numeri bassissimi, si parla di bolla baltica. Qual è, se c'è, il segreto? If there would have been a secret, I would have said you. Se ci fosse un segreto, in verità glielo direi, non lo sappiamo esattamente, ci sono forse diverse ragioni. Innanzitutto non siamo un paese molto popoloso, le nostre città sono piccole, Tallinn stessa non è una grande città. Tallinn is not a
city. Un'altra ragione è che credo sia possibile solo in paesi piccoli è che la gente ci ascolta, le nostre restrizioni. Non lo diciamo proprio apertamente, sono una specie di lockdown modificato. Tell that openly, we're sort of modified lockdown. E andando in giro per Tallinn sembra proprio così. Negozi aperti, bar e ristoranti che servono fino a tarda sera, nessun obbligo di mascherina se si riesce a tenere la distanza, eppure le strade sono deserte, i locali vuoti. L'impressione è quasi quella di un auto-lockdown. Il solo obbligo è quello di non stare troppo vicini. Qui sono richiesti 2 metri, ma quella del distanziamento sociale è tutta un'altra storia. We are not hugging and kissing nation. Ma in verità noi non siamo un popolo abituato a baci ed abbracci. Infatti, qui si dice che quando la regola dei 2 metri di distanza verrà tolta, tutti potranno quindi felicemente tornare agli abituali 5 metri e non dover quindi tenere questi 2 metri. La via estone per la lotta al coronavirus sembra aver finora pagato, ma questa seconda ondata si sta dimostrando in tutta Europa più insidiosa del previsto. Già nei giorni successivi al nostro incontro i numeri hanno cominciato a crescere vertiginosamente, fino a raddoppiare e persino triplicare il picco della primavera. Il rischio è che senza controlli sia impossibile arginare il virus. Noi stessi abbiamo fatto il test all'arrivo, ma ci ha stupito il fatto che nessuno ci abbia controllato. That might be a problem. Questo può essere un problema, ma ancora una volta noi cerchiamo di non rendere le cose obbligatorie, piuttosto di convincere la gente che se sei al chiuso e non puoi tenere 2 metri di distanza, allora è meglio indossare la mascherina. C'è da dire però che di mascherine qui non ne abbiamo praticamente viste, ma l'Estonia è anche il paese del tutto digitale, dai pagamenti al voto, così la lotta al Covid passa anche qui per un'app di tracciamento, si chiama Oja, un nome che richiama il concetto di distanza e aiuto allo stesso tempo. Eppure anche qui le difficoltà non mancano, dice Annette Numa, consigliere del governo per la trasformazione digitale. La maggiore difficoltà è stata trovare il tempo per svilupparla, perché è stata realizzata su base volontaria da una decina di società informatiche estoni che nel frattempo avevano un sacco di altre cose da fare durante la crisi. E non sono mancate le infondate paure per la privacy. È fondamentale istruire le persone e far capire esattamente come funziona l'app. Ogni volta che qualcuno critica le soluzioni digitali che adottiamo, mi piace parlarci per capire quali sono le ragioni delle critiche. Quasi sempre scopro che si tratta di una scarsa conoscenza ed è compito nostro aumentare questa conoscenza. Oja funziona in modo del tutto simile all'italiana Immuni, eppure nel paese con il più alto tasso di digitalizzazione al mondo non è quel successo che si potrebbe immaginare. Finora lo ha scaricato il 13% della popolazione, meno che in Italia. Dopo anni di attesa e dopo una prima fase, il nuovo sistema sanitario nazionale cipriota è finalmente in vigore. Obiettivo: allinearsi al resto d'Europa. Per troppo tempo Cipro ha avuto il più basso tasso di spesa sanitaria pubblica nell'Unione, il più alto tasso di parti cesarei al mondo e un bassissimo numero di visite mediche. Il nuovo sistema sanitario universale offre una speranza di migliorare questi indicatori, oltre a permettere una copertura sanitaria più equa per tutti i residenti. Il vecchio sistema, con tassazione progressiva in base ai redditi, privilegiava soprattutto il ricorso al privato, arrivato al 50%, un livello paragonabile solo agli Stati Uniti e di molto superiore al resto dei paesi europei. Un paio di anni fa abbiamo deciso di introdurre un sistema sanitario nazionale, all'interno del quale non esisteva più la differenza tra sistema pubblico e sistema privato, e all'interno del quale ciascun individuo contribuiva in percentuale, in base al proprio reddito, che può comprendere stipendi, affitti e dividendi. Dunque la spesa è distribuita equamente sull'intera popolazione e tutti i residenti di Cipro hanno diritto a un'assistenza sanitaria gratuita. Per quanto all'inizio diffidente, la popolazione sembra aver accolto la riforma con entusiasmo. Sicuramente la riforma è positiva, ma dobbiamo stare in guardia. Troppi dottori si stanno trasferendo da una struttura a un'altra, da un ospedale privato a uno pubblico e viceversa. Per noi è tutto nuovo, ma credo sia comunque un fatto positivo.
Siamo felici di avere un nuovo sistema sanitario. Certo, avremo bisogno di tempo per adeguarci e poi c'è il Covid che crea molti problemi. Nella prima ondata, Cipro è stato tra i paesi meno colpiti al mondo dal virus, anche se negli ultimi giorni i contagi sono aumentati vistosamente anche qui. La sfida, insomma, comincia adesso, come spiega uno dei massimi esperti ciprioti, Leontios Kostriki. La vera epidemia è adesso. Questo per due ragioni principali. La temperatura. A marzo era primavera e ci stavamo avvicinando all'estate. E il fatto che fosse la prima ondata, quindi una situazione in cui non c'erano ancora infezioni e il virus stava diventando infettivo. Quello che sta succedendo adesso è che i paesi hanno casi di infetti, per cui c'è un aumento delle infezioni in corso. Di conseguenza la dinamica dell'aumento epidemiologico è molto più elevata ora rispetto a marzo. Adesso si vedrà la vera epidemia. Al di là dei contagi da coronavirus, il governo è ottimista sulla tenuta del nuovo sistema sanitario nazionale. Tutti gli ospedali privati e pubblici fanno parte ora del sistema sanitario nazionale e ciascun individuo che desidera un'assistenza sanitaria può accedere a qualsiasi ospedale. Sono felice di affermare che nonostante la pandemia, nonostante l'erario del sistema sanitario nazionale sia stato ridotto in modo significativo rispetto all'anno scorso, in quanto c'è stato un surplus, ci siamo assicurati che per i primi 3 mesi il funzionamento fosse in stato di avanzamento. Alleviare lo spreco del precedente sistema, dunque, e aumentare l'efficienza economica grazie all'acquisto e l'ingrosso di farmaci, presidi e attrezzature. E se la competizione tra pubblico e privato dovesse accrescersi grazie a maggiori finanziamenti del sistema pubblico, riduzione di liste di attesa e miglioramento delle infrastrutture, la conseguenza naturale sarebbe un aumento della qualità e dell'efficienza di tutto il sistema. Il primo film di fiction sulla tragedia di Srebrenica, a girarlo Jasmila Zbanic, regista di Sarajevo. As I said, they have been issued an ultimatum. Mi interessava raccontare una storia che parlasse di un ritorno, del ritorno in un posto dove c'è stata molta sofferenza, ma allo stesso tempo il titolo Quo vadis Aida vuole rimarcare anche il quesito. Dove stai andando, Aida? Aida è una donna che soffre moltissimo, che corre durante tutto il film, ma in realtà non sa dove andare. Look at them! Alla sua prima volta veneziana, la regista, sceneggiatrice e produttrice bosniaca Jasmila Zbanic ha portato il pubblico della 77esima mostra del cinema a Srebrenica. Un film forte il suo, Quo vadis Aida. È il nuovo tassello del lungo racconto dell'autrice sarajevese, vincitrice dell'Orso d'Oro a Berlino con Il segreto di Esma. Il suo è un cinema del reale che racconta la Bosnia, le atrocità e i postumi dell'ultima guerra, ma attraverso l'approccio documentaristico in Un giorno a Sarajevo, anche le cause e le conseguenze dell'attentato contro l'arciduca Francesco Ferdinando che scatenò la Prima Guerra Mondiale. Sono convinta che nessuna guerra sia dovuta a questioni religiose o nazionaliste. Questa è solo una scusa. Tutte le guerre iniziano per questioni economiche o per la sete di potere. Perciò, quando si parla della polveriera balcanica come di un crogiolo di odio radicato da centinaia di anni, si tratta della più grande bugia che viene semplificata dai media per rendere più accessibile il racconto di tutto ciò che è successo nei Balcani. Media to make it easier for us to swallow. Siamo nel luglio del 95, la protagonista Aida è un'interprete che lavora alle Nazioni Unite. Quando l'esercito serbo occupa Srebrenica, la sua famiglia è tra le migliaia di cittadini che cercano rifugio nell'accampamento dell'ONU, mentre grazie alla sua attività Aida ha accesso a informazioni cruciali sulle trattative. Si troverà a prendere decisioni importanti e affrontare dilemmi in giornate tragiche per la Bosnia.
Nel giro di pochi giorni, nel luglio di 25 anni fa, in quello che è passato alla storia come il genocidio più breve, vennero uccisi almeno 8.372 musulmani bosniaci. A interpretare l'eroina impotente, la donna alla quale viene permesso di assistere al gioco bellico degli uomini, la brava Jasna Đuričić. Meni nije bilo to teško. Meni nije bilo teško da to zamislim, niti da osjetim, niti da razumem. Questa interpretazione non è stata difficile perché voglio poter raccontare la storia anche per aiutare a far capire ciò che è successo, affinché la gente sappia, ne venga informata. Sono fatti tristi ma oggi importanti avvenuti in un piccolo lembo di terra e il mondo deve poterli conoscere. Per me questo è molto importante. Jednostavno to su nekakve teme koje su meni negde duboko ljudski važne.